Afgano e pakistano. Afghani e pakistani sono una trentina e fanno parte del gruppo di migranti che da qualche settimana bivacca a Treviso. Quasi tutti hanno già ottenuto lo status di rifugiati ed ora attendono da mesi il permesso di soggiorno. Fino all'altro giorno dormivano a Lappiani, negli androni del parcheggio. Poi sono stati allontanati dalla polizia e si sono arrangiati dormendo sotto le stelle ai giardinetti, in quello che qualcuno ironicamente aveva ribattezzato Camping Manildo. Ishan ha 23 anni e ci racconta in un italiano stentato l'odissea nell'attesa dei documenti che consentano loro di programmare un futuro. Siete rifugiati adesso qua in Italia? Sì. Avete il permesso per restare? Sì, aspettare il documento. Quando completo il documento io via con altra città, con lavoro cercare. Adesso qua andiamo con Castura sempre a aspettare un mese, 2 mesi, aspetta permesso di soggiorno, non ce l'hai, solo ce l'hai ricevuta, non ce l'hai carta d'identità, non ce l'hai carta sanitaria. Questo problema è, se tu non ce l'hai documento, un lavoro non posso con te, una casa non posso con te. Vogliono potersi trovare un lavoro ed una casa, ma servono i documenti e nell'attesa girano per la città. Nel blitz dell'altra notte hanno perso coperte e plaid usati per sdraiarsi. Ora dormono per terra dove capita, con un unico desiderio: andare via. Dammi documento subito, ok, io via.